Si allontana. Oggi un anno fa la rivolta dei residenti di Quinto contro i migranti, cui erano stati assegnati 30 appartamenti in varie palazzine, già pronti, arredati e provvisti anche di televisori. Tra proteste, rivolte e caos, con tanto di materassi, mobilia dei profughi dati alle fiamme, la gestione accoglienza si concluse con la cacciata dei richiedenti asilo e il contestuale siluramento da Roma del prefetto Maria Augusta Marrosu. Pensare di scaricare un paio di pullman di immigrati appena arrivati dall'Africa direttamente su un piccolo condominietto dove c'erano poche famiglie senza preavvisare nessuno non è la modalità di ospitalità e di rispetto nei confronti dei cittadini. Il punto di rottura è stato raggiunto, così oggi come un anno fa il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Quella è una vicenda chiusa, resta aperta ovviamente tutta la partita di oltre 374.000 immigrati che già sono arrivati in Italia in questi primi 6 mesi e dell'impossibilità di ospitarli tutti. Sappiamo che 2/3 non sono profughi, per cui stiamo aiutando persone, 2 casi su 3, che non c'entrano nulla con la morte e con la fame. Per il governatore veneto la misura è colma, sbagliato, dice, far pagare ai territori gli errori commessi dal governo e dall'Europa in fatto di accoglienza. Non è vero che l'impatto non c'è ed è altrettanto vero che la gestione di questi flussi non la si può programmare semplicemente decidendo che l'ospitalità diffusa è la soluzione, perché tutta l'Africa in Italia non ci sta. Il governo dica che non ha credibilità, ha gestito male questa partita, tant'è vero che il problema immigrati in Europa ce l'ha solo l'Italia.